David al pensà dentro di sé: un Dio che atre, o sarai fat fur di Saul, e allora la mia robe e le di là mettimi a salvament te tiere dai Filisteos. Saul rinunzierà a corremi da Ur, perdute la tierra di Israele, e così mi salverai del sos grifis. David si mette in marcia, e al passà, qui 600 oms che aveva da Ursi, li di Achis, fi di Maoc, re di Gat. David si sistemà da proof di Achis a Gat, lui e i suoi oms, ognuno con la sua famiglia. David con le sue due feminis, Achinoam di Israele e Abigail, femmine di Nabal di Carmel. Allerin a contai a Saul che David aliere fuit a Gat e che l'altri noi corre plui da Ur. David dice a Achis: par plaser, se tu mi has di bon voli, dammi un puest in tu necessitas de totiere, la che puoi sistemami. Perché molto famei, varesi al divivi d'ogni di te, tu necessità di re. In giornade, Achis ide Ziclag, alle parchel che Ziclag ura partignut fin tremai cumò ai res di Giude. David si fermai in tierra dai Filisteos per 1 anno e 4 mesi. Davide e i suoi oms a partire in Parrafà quintri dai Gesuriz, dai Girziz e dai Amaleciz, a son chestis lis tribus de tiere che di simpri va in direzione di Sur e fino a mai alla tierra d'Alegit. David al batteve di un continuo la tiere e non lasciava in vite ni oms ni feminis. Al portava via il besteam minut e che il grand, i mus, i camei e la montura. Poi al tornava in Daur e all'eveli di Achis. Quanche Achis si domandava: l'aveso stat poue a Fadam? David rispondeva: tal Negeb di Giude, tal Negeb di Jeramel, tal Negeb dai Keniz. David non sparagnava ni oms ni feminis, di menaio a Gat, perché non us metin mal, al pensave, contant, ve c'è che l'ha fatto David. Tutto il tempo che resta in tierra dai Filisteos, al fase sempre che li ende. Achis si fidava un grun di David, al pensave, aromai, e tanti e sud dai voi a Israele, so popol, che resterà per sempre so di me.